Buonasera, buonasera, ben ritrovati con 20 e 10 come ogni sera dopo il telegiornale per approfondire un po' le tematiche della giornata, ma non solo. Allora, questa sera ritorniamo a puntare i riflettori sulla laguna di Venezia, ovviamente, ma parliamo di Venezia e di Chioggia, due realtà diverse ma fortemente interconnesse perché fanno parte della laguna di Venezia. Noi cercheremo un po' di capire con alcuni protagonisti di questi territori un po' qual è il futuro in positivo, anche il futuro prossimo venturo, insomma, di queste due realtà. Lo facciamo con il sindaco di Chioggia, Alessandro Ferro. Buonasera. Buonasera a tutti. E con Gianangelo Bellati. Buonasera. Buonasera. Fresco ormai, presidente del Movimento Venezia Autonoma, presentato insomma davvero da pochissimo. Allora, mentre il dibattito continua, una cosa velocissima, visto che ci leghiamo un po' all'attualità. Siamo davvero a poco più, insomma, a poca distanza da quello che sarà il referendum. Come la vede un po' il dibattito? 1 dicembre. Il dibattito si infiamma sempre di più. Ma il dibattito ovviamente si infiamma, ho visto proprio anche presso le vostre reti televisive delle discussioni piuttosto animate. Ovvio, è sempre stato un tema, questo della creazione del Comune Autonomo di Venezia e di Mestre, un tema molto sentito, anche se la disaffezione che c'è nei confronti delle urne in generale da parte dei cittadini ci fa un po' così di timori. Quella ci rende qualche po' problematico la sicurezza di raggiungere il quorum, però vediamo che c'è tantissima gente che è sempre più interessata al tema, quindi l'1 dicembre di andare a votare. Il referendum è uno strumento di democrazia diretta. Non lo insegno io, ma mi pare che lo insegna soprattutto il Movimento 5 Stelle, qui ben rappresentato dal sindaco di Chioggia, ma ce lo insegnano anche gli svizzeri, che per esempio utilizzano tantissimo questo strumento. È la prima volta che facciamo questo referendum in presenza della città metropolitana, la quinta in assoluto, ma è la prima volta in presenza appunto della città metropolitana. Senta, ma il fatto che sia appunto la quinta volta non potrebbe scoraggiarvi? No, noi non siamo assolutamente noi, no? I cittadini potrebbero essere, diciamo, loro sì scoraggiati, soprattutto quando c'è un sindaco che invece di dire ragazzi informiamoci bene su cos'è il referendum perché comunque è un momento di democrazia, invita all'astensione, e quindi questo è un fatto secondo noi molto negativo, che fra l'altro non giova nemmeno allo stesso sindaco, perché c'è il rischio che perda due volte, nel senso che magari i cittadini invece vanno in massa a votare, in più anche votano a favore, e quindi questa, diciamo, personalizzazione del referendum non è mai molto positiva. Noi l'avevamo nel programma elettorale anche quando sostenemmo l'attuale sindaco come coalizione. Io rappresentavo le liste civiche, poi c'era la Lega, e queste promesse, che erano state fatte poi per iscritto, non sono state mantenute, anzi addirittura l'amministrazione e il sindaco sono andati contro il referendum sia in sede di TAR che nel Consiglio di Stato, finché il Consiglio di Stato finalmente ha sancito il diritto dei cittadini di dire la propria su questo tema. È la prima volta però con la città metropolitana, le altre volte era senza. E c'è un altro piccolo dettaglio che vorrei ricordare: il primo referendum circa 40 anni fa 100.000 abitanti in più aveva Venezia, e chi continuava a dire anche nei referendum dopo votate no ha promesso mari e monti, e alla fine il risultato sono 100.000 cittadini residenti a Venezia in meno, un disastro per la nostra città, visto che si parla di laguna, la città lagunare per eccellenza. Prima di entrare nello specifico di Chioggia, lei cosa ne pensa da sindaco, insomma da amministratore, di questo referendum? Io credo che qualsiasi forma di democrazia diretta e partecipata sia la base, il presupposto per esprimere tutti i cittadini e dare loro voce e quindi scelta liberamente. Quindi tutti gli strumenti referendari sono ben accolti dal movimento e sono ben aperti a qualsiasi forma di democrazia. Allora, il titolo di questa sera, ci torniamo poi su come anche può influire sul futuro della salvaguardia di Venezia, una Venezia autonoma, diciamo una Venezia staccata da Mestre. L'abbiamo chiamato così, intitolato così questa sera: chi salva la laguna? Ed è un punto di domanda. Può servire a salvare la laguna e a salvaguardare la laguna anche i fondi che possono essere utilizzati. Una notizia importante per Chioggia è anche la possibilità di utilizzare un tesoretto. Ci può spiegare di che tesoretto si parla? Assolutamente sì, e c'è stato un comitatone il 7 novembre 2017 con la quale si era provveduto con la votazione positiva alla ripartizione di ulteriori risorse che erano arrivate
nel comune di Chioggia, ma il momento chiave è avvenuto nel momento in cui il ragioniere capo dello Stato aveva dato, a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione, l'opportunità di poter spendere l'avanzo di amministrazione. Questa è stata una finestra temporale che è stata possibile sfruttare solo a ottobre, novembre, dicembre del 2018. Dopodiché abbiamo dovuto attendere l'approvazione della legge finanziaria che è stata inserita, per cui da quest'anno in avanti abbiamo la possibilità di spendere l'avanzo di amministrazione vincolato per la voce legge speciale di Venezia, che sono diversi milioni. Abbiamo approvato il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, e quindi, accertata la cifra che indicativamente ammonta a circa 39 milioni di euro, da qui in avanti possiamo pensare a fare delle progettazioni per spendere questi soldi. Cosa si può fare a Chioggia? Con l'ultimo consiglio, il 29 settembre, abbiamo fatto una bozza di lavori con la quale è possibile prelevare un 2% di questo importo per fare le progettualità, cosa che fino ad oggi non era mai stata fatta. Quindi abbiamo 500 e oltre 1000 euro per le progettazioni. Noi abbiamo deciso di fare la nostra bozza di progettualità secondo 3 principi, diciamo 3 filoni di spesa: scuole, ponti e strade. Questa è la nostra priorità, e quindi abbiamo pensato di ammodernizzare il nostro patrimonio che ruota attorno all'istruzione con l'ammodernamento delle scuole. Andremo a rifare i servizi igienici, andremo a rifare opere edili, andremo a rifare delle strutture importanti, e una parte di questi soldi anche saranno spesi per l'efficientamento energetico, sostituzione di serramenti, caldaie e quant'altro. Un importo di spesa all'incirca di 6 milioni di euro dedicati e destinati principalmente per il filone delle scuole. Poi abbiamo i ponti. Purtroppo ne ho dovuto chiudere qualcuno, chi è chiuso totalmente, chi con un senso unico alternato. Purtroppo c'è stata una scarsa manutenzione che negli anni non è stata fatta, e oggi ci troviamo nelle condizioni di avere delle infrastrutture carenti sotto il profilo statico, e quindi molti di questi soldi saranno spesi per ristrutturare e rimettere a nuovo i ponti. L'ultimo invece riguarda la componente strade, e quindi rifare, con un elenco che abbiamo di oltre 30 strade, andremo ad asfaltarle, ma anche a rifare le calli del centro storico di Chioggia e di Sottomarina con circa 3 milioni di euro. Tutte queste opere, diciamo, in un arco di quanto tempo? Questo restyling di Chioggia? Queste sono le macro voci. Certo. Poi ne abbiamo un'altra importante che ci tengo a precisare, che abbiamo accantonato sempre con i soldi della legge speciale, che sono 10 milioni di euro, con il quale vorremmo andare a fare il nuovo mercato ittico ai Saloni, e quindi anche questa sarà una grande sfida, delocalizzarlo dal centro storico, attualmente una sede inopportuna. Noi stimiamo che tra le progettualità e tra l'inserimento nel DUP, documento unico programmatico, affinché possa essere messo come tutta una serie di opere nel triennale, per dopo assegnare i capitoli e dare mandato con i bandi e la progettualità, diciamo dai 12 ai 18 mesi di tempo per vedere il cantiere effettivamente partire. Vedremo da qui al prossimo anno e mezzo la città totalmente ricostruita, totalmente ridisegnata. Quindi un restyling completo di Chioggia? Insomma. Assolutamente sì. Chiaro che l'ufficio lavori pubblici, con anche alcuni fenomeni, quota 100 per esempio, certo, ne subiamo il colpo, perché tanti sono i dipendenti che sono andati in quiescenza, certo, e l'arrivo di nuove risorse sarà possibile, ma successivamente all'ottenimento di bandi. Detto ciò, comunque mi auguro che possa essere fatto un ottimo lavoro, un buon lavoro, e vedere una città totalmente ridisegnata e ricostruita sotto una serie di progettualità che ne ho elencate solo qualcuna. Legge speciale negli anni non ha sempre significato questo arrivo di soldi, alla fine venivano dirottati su altre cose. No? Innanzitutto vedo con grande piacere e un po' di invidia, ma invidia simpatica nei confronti di Chioggia, perché ti dà già l'idea, il sindaco, di una città che cresce, di una città che ha una progettualità,
che si modifica e che va verso il meglio, no? Quindi è un segnale di grande ottimismo. E a Venezia è un po' difficile essere molto ottimisti, perché con un trend di decrescita della popolazione di circa 1000 abitanti, siamo a 50.000, di 1000 abitanti, la parte storica più vecchia di Venezia, 1000 abitanti ogni anno, non è che ci sia da sorridere e da avere grandi progetti per il futuro. La legge speciale, noi puntiamo con il Comune Autonomo di Venezia, sicuramente la legge speciale, perché ha dato nel passato un grande aiuto, poi tutte le risorse per quanto riguarda Venezia sono state assorbite dal Mose, se volete poi ne parliamo, è diventato un di questo tunnel, marchingegno, un buco nero che ha assorbito un po' questo tutto. diabolico allora marchingegno. facciamo così, la fermo perché Sì. c'è la pubblicità, allora la fermo e poi riprendiamo da qui, pubblicità. Rieccoci allora in diretta, stavamo dicendo legge speciale importante per Venezia, però negli anni... Negli anni passati, prima del Mose, è stata utilissima per le fondamenta, è nata per le dopo l'alluvione del sistemazioni. 66, per intenderci, Esattamente, no? era nata per quella ragione lì. Poi via via, purtroppo, tutte le risorse utilissime anche per i cittadini, perché serviva per mettere a posto le fondamenta delle case, per mettere a posto le fosse settiche, tantissimi lavori potevano essere cofinanziati. Tutte queste risorse sono state portate via dal Mose. Il Mose che serve per che cosa? Per evitare che entri troppa acqua dentro quando sta per arrivare l'alta marea e quindi evitare grandi e alte maree, solo che è da non so quanti anni, ormai ho perso, io non so, i lustri passano e il Mose è sempre lì, anzi addirittura pare che adesso sia tutto arrugginito il metallo dopo tanti anni. Quindi noi puntiamo invece col Comune Autonomo, benissimo la legge speciale, anche perché può finanziare tutti i comuni della laguna che hanno bisogno di interventi speciali, però statuto speciale, noi puntiamo a una cosa diversa, perché la città di Venezia presenta una caratteristica di grandissima diversità rispetto a tutte le altre aree, non solo la città ma anche le isole minori, che è quella prima di tutto di essere una città sulle palafitte. Noi ce lo dimentichiamo che siamo su un terreno melmoso dove sono stati impiantati dei pali, che se questi pali per caso vanno all'ossigeno e prendono l'aria, finiscono come le tante bricole che chi va in giro per la città e nella laguna vede che cadono, che marciscono, cosa drammatica se cominciassero, ahimè sta succedendo, a marcire le fondamenta veneziane. Quindi il primo aspetto di differenza è sicuramente questo. Il secondo è che non arrivano le auto, noi non abbiamo un servizio metropolitano, un servizio diretto di bus che arrivano nella città, in tutti gli angoli della città, quindi abbiamo la cosiddetta rottura di carico. Quindi che cosa succede? Che vivere a Venezia per questa situazione particolare costa alle famiglie di più, ma costa anche alle imprese di più. Quindi per noi lo statuto speciale vuol dire un insieme di esenzioni fiscali che hanno non l'idea di dare un privilegio, ma di dare giustizia, cioè di abbassare di quel tot il costo di vita e di gestione di famiglie e di imprese nella città a livello di quelle di terraferma. In questo modo non c'è che le imprese scappano via. Adesso per esempio abbiamo la Camera di Commercio che ha lasciato la città, hanno venduto il bellissimo immobile da 2 secoli, che era lì in via 22 marzo, e sono andati a Mestre. Quindi Venezia, fra l'altro, poi è un capoluogo per ridere, per modo di dire, è un capoluogo finto, direi io, perché tutti gli enti, tranne che alcuni enti statali, anche la regione sta vedendo Palazzo Balbi, no? Quindi voglio dire, tutti si spostano verso la terraferma. Quindi noi stiamo parlando di un capoluogo finto, perché ormai sta diventando Disneyland, perché lasciano tutti questi immobili spazio per un'attività di ospitalità e quindi monocultura turistica esclusivamente questa. A proposito di turismo, c'è una tassa di sbarco che continua a svitare peraltro, ci sono novità anche dal punto di vista del turismo a Chioggia? Molte sono le novità che abbiamo intenzione anche, che abbiamo portato e che a breve anche vedremo calate nel nostro territorio. Una riguarda in particolare la mobilità sostenibile, i cosiddetti rickshaw, sono dei velocipedi che abbiamo intenzione di sperimentare nel nostro territorio. Tante le località turistiche che le hanno già adottati, noi intendiamo munirci anche di questo servizio. È un servizio di tipo turistico ricreativo e quindi l'utente può utilizzare, il turista può utilizzare questo servizio per fare degli spostamenti in termini ecologici e quindi una mobilità sostenibile con una riduzione delle CO2, per dire, ma anche un'opportunità per vivere meglio la nostra città
e quindi vedere quei scorci che magari con le auto non è possibile fare, o apprezzare dei scenari diversi. A breve faremo il bando, abbiamo già approvato in Consiglio Comunale e daremo 25 autorizzazioni e anche un piccolo incentivo per quello che può essere il mondo del lavoro, un'opportunità per il lavoro. Ci sarà una selezione per titoli e assegneremo queste autorizzazioni per poter effettuare questo servizio, che riteniamo possa essere un qualcosa in più per la nostra località, che già gode di 1.400.000 presenze all'anno e la vede meritevole di sedersi al tavolo del G20S, le maggiori località d'Italia. C'è stato l'ultimo summit a Castiglione della Pescaia il 18, 19 e 20 settembre, con la quale abbiamo partecipato per merito, e il tavolo dell'ambiente è rappresentato dal sindaco di Chioggia e da quello di Cattolica, quindi per me è veramente un onore. Senta una cosa, la questione turismo è fortemente legata, e ci leghiamo ancora interconnessa a Venezia, con le navi. Allora, si era parlato delle ipotesi dopo il drammatico incidente, lo ricorderete, di quest'estate, dell'ipotesi Chioggia. Ministro però all'epoca era ancora Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle. Quel capitolo è rimasto sospeso, c'è un nuovo ministro, un ministro del Partito Democratico, Paola De Micheli. Su questo fronte ci sono novità? Io ho chiesto di incontrare il neo ministro e ho fatto una richiesta, una lettera, spero di poter avere questa opportunità, perché altri sono anche i motivi per i quali potremmo dialogare, e l'opportunità di vedere trasformata la città di Chioggia con una crocieristica era stata ben vista dal ministro Toninelli. Secondo me l'analisi che aveva fatto, la logica che aveva seguito era perfetta, verificare un insieme di siti e quindi da questi a fare degli approfondimenti per ricavarne, diciamo, oggettivamente dei siti ideali. E questo vedeva Chioggia ben collocarsi come realtà ed anche come opportunità dal nostro punto di vista per la città. Essendo già una città turistica poteva esserlo ancora di più. Chiaramente noi come amministrazione, io sottoscritto, ho messo già dei paletti, perché sotto il profilo ambientale voglio delle garanzie, dove assolutamente è indispensabile parlare di cold ironing, ovvero lo spegnimento dei motori quando la nave è attraccata in banchina. Questa mi sembra assolutamente una precondizione indiscutibile sotto la quale dover fare già delle riflessioni. Però il discorso è rimasto ancora in sospeso, quindi c'è questa eventuale ipotesi del quale dovete ancora parlare però con il nuovo ministro. Certo. A Venezia la situazione, il dibattito è un altro dibattito aperto. È un altro dibattito aperto. Venezia è pieno di dibattiti aperti. Io continuo a invidiare sempre di più Chioggia e il sindaco di Chioggia, perché allora il Comune Autonomo di Venezia, se i cittadini veneziani l'1 dicembre andranno in massa a votare, supereremo il 50% di famoso quorum e voteremo sì, perché è un'occasione ormai da non perdere per non essere il quartieretto, diciamo, di una città più grande che non può più decidere del suo futuro. Noi avremo un comune di 80.000 abitanti, compreso le isole, che potranno decidere sul loro futuro. E l'idea che ci dà oggi il sindaco, io andrò subito a guardare, dirò agli amministratori che dovessero essere eletti nel nuovo comune autonomo, andate a Chioggia, perché per esempio l'idea del rishow, e quindi di questi mezzi, che ovviamente Chioggia è diversa, non è sulle palafitte, c'ha le macchine, è diversa da Venezia per tanti aspetti, però l'idea del trasporto pulito con basso utilizzo quindi di CO2, consumi eccetera è interessantissima e potrebbe tradursi nella città di Venezia, che ricordo, e lo dico ai cittadini residenti che non comandano assolutamente il comune non autonomo di Venezia, è la città più inquinata di tutto il nord Italia e quindi fra le più inquinati dell'Europa comunitaria. Si potrebbero tradurre appunto i rishow, per esempio, finalmente nell'avere mezzi di trasporto pubblico e privato, soprattutto di tipo elettrico in acqua, magari anche più l'utilizzo dei remi, ma visto che quelli sono faticosi, l'utilizzo di più del mezzo elettrico, perché fra grandi navi e fra mezzi che sono fuori, altro che Eur 6, sono fuori controllo, abbiamo una città inquinatissima. Ottima l'idea del sindaco di Chioggia di dire benissimo le grandi navi, ma devono rispettare dei parametri ambientali, che è quello che non stanno facendo altro che le città del nord Europa, Amburgo, Rotterdam, questi grandi porti pretendono che ci siano dei
parametri di rispetto dell'ambiente e che quindi questi scarichi vengano controllati, vengano omologati, perché sennò questo vuol dire danneggiare completamente la salute delle persone residenti. Siamo davvero in chiusura, lascio un minuto finale a lei. Mi diceva prima tutto questo panorama che ci ha fatto importantissimo, insomma, lo porterà avanti, ma lo lascia in eredità a qualcuno oppure lo porterà avanti ancora? E sto chiedendo, insomma, se poi continuerà la sua avventura amministrativa. Spero che con tutte queste opere che abbiamo al fuoco, con tutta questa carne al fuoco, di poter fare tante pose della prima pietra, questo sarebbe auspicato. Ma tra queste mi preme anche sottolineare un'altra opportunità che ci siamo muniti. Velocissimo, 30 secondi. Che anche qui vedremo i risultati da qui a pochi mesi, che è l'opportunità per chi vuol fare i matrimoni civili e le unioni civili di poterlo fare anche sul litorale, anche in spiaggia, quindi mi sembra un ulteriore... Una ciliegina sulla torta, diciamo. Esatto, per il turismo. Grazie allora al sindaco di Chioggia Alessandro Ferro, grazie, ma ci rivedremo anche nelle prossime settimane. Andate a votare l'1 di dicembre, mi raccomando. Ci rivedremo perché man mano che ci si avvicina a quel 1° dicembre, insomma, avremo occasione di sentire le ragioni, tutte le ragioni ovviamente, di quel referendum. Grazie allora a Gianangelo Bellati, grazie a voi per averci seguito, arrivederci. Buonasera.